Aperto un fascicolo di indagine in procura a Padova per l'atto intimidatorio nei confronti del capo tecnico del settore urbanistica del comune di Vigonza. Litiga con la compagna, la ferisce con un coltello, la donna riesce a salvarsi fuggendo in strada chiedendo aiuto ai passanti. Questa mattina la polizia ha sequestrato PC e telefoni a casa di 5 attivisti padovani che avevano preso parte all'azione di Palazzo Zabarella durante la mostra da Monet a Matisse. Depositate le liste per le europee con i nomi dei candidati veneti nella circoscrizione nord-est, formata anche da Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Emilia Romagna. Dopo i 2 weekend di aprile previsti nuovi lavori per la strada 308 in questo fine settimana. In occasione della 95esima Giornata degli Alpini, il sindaco di Carmignano di Brenta invita i suoi concittadini a esporre il tricolore. Conto alla rovescia per l'arrivo del Giro d'Italia a Padova il 23 maggio in Prato della Valle. La città si sta preparando, dai ristoratori e pasticceri un menù tutto in rosa. Buongiorno, benvenuti al TG di Tele Nord-Est. Apriamo questa edizione con la cronaca perché ci sono novità nella vicenda delle auto bruciate a Vigonza. La Procura di Padova e i Carabinieri di Pionca di Vigonza indagano per incendio doloso dopo il rogo che ha distrutto le auto del capo ufficio tecnico del comune, Enzo Ferrara. Non è la prima volta che il dirigente viene preso di mira da atti intimidatori. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ieri mattina, uscendo dalla Procura dove ha presentato un esposto, ha confermato che nei mesi scorsi Ferrara era già stato minacciato e aggredito verbalmente per una pratica che aveva seguito nell'ambito del suo lavoro come capo del settore urbanistica del comune di Vigonza, ovvero l'esecuzione di una sentenza in merito ad un abuso edilizio. Dunque c'è già una pista e i carabinieri stanno cercando di capire se ci siano collegamenti. Purtroppo in via Rigato, dove abita il geometra e dove sono state date alle fiamme le auto, non ci sono telecamere di sorveglianza. L'incendio è divampato intorno alle 3 di notte del 1° maggio. Prima un forte rumore, udito anche dal suocero di Ferrara, poi l'odore acre del fumo. L'area del giardino dell'abitazione e le carcasse delle auto sono state poste sotto sequestro. A Vigonza un mese fa, nella notte tra il 22 e il 23 marzo, c'era stato un altro rogo molto sospetto nel parcheggio della zona industriale dove erano bruciati alcuni furgoni di una ditta. 2 vicende non collegate, ma di sicuro non è un bel segnale per il comune della cintura urbana. Michael Boschetto potrebbe essere morto per dissanguamento provocato dal fendente al torace. Sono i primi elementi che emergono dall'autopsia sul corpo del 31enne di Villafranca Padovana, ucciso sabato 27 aprile da Giacomo Friso, il suo vicino di casa, che è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario. La famiglia di Boschetto ha nominato un perito di parte. L'autopsia iniziata ieri pomeriggio dovrà chiarire molti aspetti del delitto che ha scosso la comunità di Villafranca. Intanto, se Boschetto è stato trascinato per una ventina di metri dal suo assassino o se si è trascinato lui nel disperato tentativo di allertare i soccorsi. Friso, nell'interrogatorio di garanzia, ha detto che prima del delitto c'è stata una colluttazione dove lui stesso è rimasto ferito rimediando una frattura della mandibola. Ancora cronaca con un accoltellamento e un inseguimento da parte di un uomo verso la moglie. Ancora un caso di violenza contro una donna. Ha chiesto aiuto ai passanti una 46enne che era stata vittima della violenza del marito, un cittadino cubano di 40 anni. È successo martedì sera ad Abano Terme, nel Padovano, dove sono intervenuti i carabinieri per soccorrere una donna che era stata colpita in testa e alle braccia con un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri. La lite tra la coppia era scoppiata in casa per futili motivi. La vittima è riuscita a scappare in strada, dove è stata soccorsa dal personale del 118 e portata poi in pronto soccorso, dove è stata giudicata guaribile in 20 giorni, mentre gli uomini dell'arma entravano nell'appartamento e riuscivano a fermare l'aggressore. L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza al comando compagnia carabinieri di Abano Terme in attesa del processo per direttissima, mentre il coltello usato per commettere il reato è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
Ancora cronaca, perché c'è stato un maltrattamento, un quarantenne italiano già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri a Saonara per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate. L'uomo aveva fatto rientrare in casa i genitori e poi aveva aggredito il padre con calci e pugni, provocandogli numerose contusioni. La madre ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno arrestato il quarantenne, che ora si trova rinchiuso nella casa circondariale di Padova. E a proposito di cronaca, i residenti di una zona di Padova tra quartiere Stanga e il quartiere Molise sono letteralmente assediati da una baby gang. Buongiorno da Padova, ci troviamo in via Maroncelli all'interno di un cortile circondato da condomini. Questi condomini, i residenti da tempo denunciano di essere ostaggio di una baby gang che non solo sporca ma addirittura li minaccia. Cosa succede, signora? Succede di tutto e di più, sporcano, urinano, rompono bottiglie. Prima per esempio è venuto anche il ragazzo che pulisce per terra, raccoglie mandato dal comune, c'erano quelle ragazze col bambino, ha potuto pulire poco e niente. Settimana scorsa ho chiesto gentilmente proprio a lui di raccogliere anche dei vetri che c'erano per terra, perché una delle ragazze, quella che ha il bambino, lo mette per terra a gattoni. Dico, visto che sto bambino è piccolino, dico raccogli tutto perfettamente, perché altrimenti il bambino si va a far male. Vi minacciano anche, signora? Sì, beh, io mi sono presa di tutto e di più, minacci, poi intercettato anche dei discorsi dove dicono cerchiamo di dare disturbo il più possibile perché così se ne vanno, ci lasciano gli appartamenti, cioè come fosse facile. Noi gli appartamenti li abbiamo avuti non regalati, voglio dire, anche perché io personalmente con mio marito paghiamo una cifra non indifferente più condominio, è costantemente sporco. L'impresa di pulizie viene a pulire e dopo 2 secondi urinano, brigano. Ci hanno scassato tutte le cassette della posta e i signori dell'ARTA, una volta presentato il problema, ci hanno risposto che dobbiamo arrangiarci noi a farcele cambiare. Per quanto riguarda le cassette della posta, la mia, è già la seconda volta che me la scassano, quindi non ho nessunissima intenzione di metterci altri soldi perché ne mettiamo già abbastanza tra condominio e affitto. Quindi avete sentito, insomma, una situazione è una cosa da sistemare, per cortesia sistemiamola, non vogliamo niente di... Allora aspetti, facciamo dire, avete fatto un esposto? Sì, quello che già è stato presentato 3 mesi fa, va bene, già, e il comune si è interessato relativamente, perché il prefetto solamente ha mandato 2 poliziotti a controllare e a vedere cosa era successo. È stato già detto che qua dentro, sotto qua, noi non possiamo vivere regolarmente come cittadini regolari. Noi per loro siamo solamente d'impiccio, perché loro vorrebbero abitare su questi appartamenti. Ci sono delle persone che vivono qua, anche estranei, perché c'è gente anche che viene estraneamente a vivere qua, però a noi ci interessa relativamente, l'importante è che non fanno, non mettono sottosopra quel poco di giardino che abbiamo. E non solo i giardini. Allora, non solo i giardini, ma avete tutto quello che c'è. Avete sentito le voci dei residenti di via Maroncelli, noi torneremo a farvele sentire, insomma, perché questa situazione deve essere risolta per la loro serenità. Da Padova è tutto, linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Visentini e i suoi ospiti per questa informazione, ovviamente un tema di cui ci occuperemo anche nel seguito della nostra informazione. Adesso cambiamo argomento perché c'è stato un blitz da parte della polizia nelle abitazioni degli attivisti di Ultima Generazione a Padova. Sequestrati cellulari e PC di 5 attivisti padovani di Ultima Generazione. Questa mattina la polizia a casa di 5 ragazzi che lo scorso 12 aprile erano stati fermati prima che entrassero con dei gessetti e degli striscioni a Palazzo Zabarella, dove è in corso la mostra da Monea Matisse, come racconta Silvia, attivista che insieme ad altri giovani questa mattina ha preso parte a un presidio davanti alla questura. Questa mattina siamo qua davanti alla questura perché in maniera totalmente inaspettata e inattesa 5 persone di Ultima Generazione si sono svegliate alle 7 con
con la polizia che bussava alla porta chiedendo di entrare, facendo perquisizioni, e hanno requisito telefoni, cellulari e dei gessetti, i gessetti che erano stati usati per tentare l'azione del 12. E nulla, le stiamo aspettando qua fuori dalle 8:30 di questa mattina e non sappiamo ancora assolutamente nulla di come mai le stiano tenendo dentro, rimaniamo qua in attesa. Nel frattempo rilanciamo l'occasione di vederci di questa sera alle 18 davanti al Bo per fare un'assemblea popolare. I 5 attivisti a cui sono stati sequestrati telefoni e PC su richiesta della procura, secondo quanto riferito dal gruppo ambientalista, sono una 17enne che già aveva preso parte alle azioni durante le messe di Natale e Pasqua, 2 dottorandi, una psicologa e una neolaureata. Per questa sera è stata indetta un'assemblea pubblica alle 18 davanti a Palazzo Bo, sede centrale dell'università. Voltiamo pagina, parliamo di politica perché si avvicinano le elezioni europee, ecco chi parteciperà. Con l'annuncio di Giorgia Meloni a seguire in ordine di tempo quello di Carlo Calenda, sono 4 i big capolista in tutte le circoscrizioni d'Italia. A nord-est Giorgia Meloni, detta Giorgia, traina la lista di Fratelli d'Italia. Dopo di lei l'eurodeputato vicentino uscente Sergio Berlato, al terzo posto la deputata Alessia Ambrosi, nata nel Veronese. Tra i veneti Fratelli d'Italia schiera l'assessore regionale all'istruzione e formazione Elena Donazzan e il consigliere regionale veneto Luca Spavanetto. Primo della lista di Forza Italia il segretario nazionale Antonio Tajani, partito che schiera al terzo posto il deputato e coordinatore regionale Flavio Tosi. Tra i veneti troviamo Cristina Andretta, ex primo cittadino a Vedelago, ed Isabella Dotto, già assessore a Vicenza. La Lega ha come capolista il veronese Paolo Borchia, eurodeputato uscente. Per il Veneto schiera la veneziana Rosanna Conte, i trevigiani Alessandro Manera ed Alessandra Basso, la padovana Arianna Lazzarini e la vicentina Morena Martini. In testa alla lista del PD c'è invece il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, riconfermati gli uscenti Alessandro Zan ed Alessandra Moretti, in pista anche Andrea Zanoni. Azione punta su Carlo Calenda, con lui dal Veneto in lista l'imprenditore padovano Carlo Pasqualetto ed il padovano sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello. Sabrina Pignedoli, eurodeputata uscente, è capolista per il Movimento 5 Stelle. Con lei ci sono il fondatore di Banca Etica Ugo Biggeri e lo storico attivista pentastellato vicentino Andrea Bardin, oltre all'opitergina Maria Angela Ferri. L'unica veneta capolista nel nord-est per Alleanza Verdi-Sinistre è Cristina Guarda, consigliera regionale nata a Cologna Veneta. Debutta come candidato alle europee il veronese Vito Comencini, ex deputato della Lega, che corre in Libertà di Cateno De Luca, capolista con altri 19 simboli. Forza Nuova schiera come capolista il segretario nazionale Roberto Fiore, che candida nel nord-est il veronese Luca Castellini, vice segretario nazionale. Stati Uniti d'Europa schiera 2 veronesi, Davide Bendinelli, sindaco di Garda in quota Italia Viva, e per Più Europa Giorgio Pasetto. In corsa anche le altre liste: sul Tirole Volkspartei, Alternativa Popolare, Unione Cattolica Italiana, Democrazia Sovrana Popolare, il Partito Animalista, Italexit, Pace Terra Dignità e Italia dei Diritti, De Pierro. E a proposito di liste, pare che la scelta di inserire il generale Vannacci in quella della Lega abbia scontentato un po' di leghisti veneti. Dalle parole sui disabili a quelle su Mussolini, la candidatura del generale Vannacci voluta da Salvini continua a spaccare la Lega, soprattutto in Veneto, che non ha mai digerito i candidati calati dall'alto, estranei alla storia della Liga, della quale non sembrano condividere alcun valore. Anche in via Bellerio devono aver annusato l'aria, visto che Vannacci nella circoscrizione nord-est non è capolista, ma in fondo ai nomi in lizza per Bruxelles. Il presidente del Veneto Zaia prende le distanze. Posso dire che alcune dichiarazioni che sono state fatte non le condivido rispetto al tema delle classi separate per i disabili, piuttosto che il tema del Mussolini statista, ma mi fermo qui. E a chi gli chiede se lo voterà risponde così. Io i miei candidati, fra l'altro, mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto, per cui io scelgo i veneti. Sulla stessa linea il sindaco di Treviso Conte, che a margine della presentazione del festival Robe d'Amati, elogiando l'attività della cooperativa Solco, da anni impegnata a sostenere persone con situazioni di disagio psichico, non tollera le parole del generale sui disabili, invitandolo a Treviso. Noi siamo per l'inclusione, siamo per l'aiuto, per il sostegno, per il non giudizio, e credo che questa sia la direzione giusta, indipendentemente poi dalle idee che ognuno di noi può avere. Io sto dalla parte dell'inclusione sempre, e Solco è una realtà fantastica che insegna molto, e magari se il generale Vannacci entrasse in contatto, basta conoscere questa realtà, forse cambierebbe idea.
Voltiamo pagina nuovamente, parliamo di lavori pubblici in arrivo nell'Alta Padovana. Nuovo fine settimana di lavori sulla regionale del Santo, la SR 308. Si parte dalle 20 di oggi con deviazione del traffico dallo svincolo di Campo San Piero fino allo svincolo di Borgoricco in entrambi i sensi di marcia. La strada verrà riaperta lunedì 6 maggio alle 6. Veneto Strade ha destinato complessivamente più di 8,5 milioni di euro per i lavori di riasfaltatura della strada regionale. Le modalità sono state concordate con le amministrazioni interessate che fanno parte della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Sul posto sono previsti movieri e altro personale per informare gli utenti delle deviazioni. È in arrivo la dunata degli alpini a Vicenza e anche i piccoli comuni si organizzano. Il 10, 11 e 12 maggio la città di Vicenza ospiterà la 95esima dunata degli alpini e per celebrare le penne nere e il senso di appartenenza che rappresentano per tutto il popolo italiano, l'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta, nell'Alta Padovana, ha rivolto un appello a tutti i cittadini di appendere fuori dalle case un tricolore. Il gruppo alpini del comune di Carmignano di Brenta fa parte della sezione Vicenza Montepasubio, ente organizzatore ed ospitante della prossima dunata. Il sindaco Eric Pasqualon invita chi non ha una bandiera italiana in casa a ritirarla gratuitamente all'ufficio protocollo del comune di Carmignano di Brenta. Ed è in arrivo anche il Giro d'Italia in Veneto e a Padova. Vediamo come si stanno preparando a Padova. Eccoli i magnifici 9 in rosa che ristoratori e pasticceri di Appe hanno preparato per l'arrivo a Padova della 18ª tappa del Giro d'Italia, tra i 5 eventi sportivi più visti al mondo. 9 piatti, dall'aperitivo al caffè, tutti rigorosamente in rosa. Se Around the Pink, il nome dell'aperitivo, è più che evocativo, questi 3 tramezzini con pasta rosa, dedicati a 3 mostri sacri del ciclismo, Gimondi, Merckx e Moser, realizzati con prodotti a chilometro quasi zero, lo sono altrettanto. Ravioli alla barbabietola, il primo piatto, la gallina padovana e il filetto alla Wellington con crudo di Montagnana si offrono come secondo. E siccome la pizza è sempre pizza, ecco una pizza in rosa con la pasta colorata grazie al succo di barbabietola. Volata, il semifreddo che addolcisce il palato, come questi macaron con ganache al cioccolato fondente e per concludere un caffè energetico 2 volte bon con miele da caccia e panna rosa. Un grande impegno per Appe che mette a disposizione le ricette di queste prelibatezze. C'è i ristoratori che regalano le ricette, non è da tutti i giorni? Sì, stanno facendo squadra e questo è il tratto distintivo di questa preparazione per il Giro d'Italia, un grande lavoro di squadra, di condivisione tra esercenti, tra colleghi che si sentono più colleghi che in competizione in questo momento e effettivamente deve vincere Padova. Perché il Giro è un grande evento sportivo, ma al tempo stesso è un'occasione di crescita anche economica della città. Quando una persona verrà a Padova per vedere il Giro d'Italia anche nei giorni precedenti, dovrà trovare una città accogliente con prodotti del territorio e tutto a tema rosa. Quindi questa volontà è stata espressa attraverso l'utilizzo del menù che abbiamo presentato. Apprezzati al primo assaggio i tramezzini dedicati a Merckx e Moser, rispettivamente testati da Antonio Bressa e Diego Bonavina, che ribadisce: questi sono delle occasioni che dobbiamo sfruttare in maniera incredibile, perché Padova è già una grande attrazione turistica, il Giro d'Italia porterà ancora grandi numeri per la nostra città ed è bello che la Padova in tutti i sensi si stia facendo trovare pronta. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.